Ok? Sì, sempre in onda. Ok, era in onda. Allora, siamo con Vittorio Tossi, il direttore sportivo della Torres 1903, fresca promossa in Lega Pro. Al gran completo stasera a far tifo alle, speriamo, prossime riconfermate campionesse d'Italia. Allora Vittorio, raccontaci di questa stagione e poi soprattutto un bel segnale che arriva, come si diceva poc'anzi col mister nazionale Antonio Cabrini, dal calcio al maschile mutuato al femminile. Sì, diciamo che è stata una stagione esaltante, ringrazio tantissimo i ragazzi, il mister, lo staff, il lavoro alla fine paga, è stato un lavoro durissimo sia sulla scrivania che poi sul campo e questo ci ha fatto veramente piacere. Un'annata che praticamente noi abbiamo vissuto quasi tutto d'un fiato, siamo partiti non con i favori del pronostico, i cosiddetti fari spenti, che poi alla fine però hanno tirato giù, che cosa? Una abnegazione incredibile da parte di questi ragazzi che hanno meritato sul campo una promozione fortemente voluta e che soprattutto ha messo in fila tante formazioni blasonate che avevano speso davvero tanto, che però alla fine il denaro non fa il risultato, o no? Sì, è vero, anche se quando si ha la possibilità di avere risorse economiche per poter impiantare squadre importanti è molto più semplice, però questi ragazzi si sono messi duri, hanno lavorato con l'allenatore in primis e hanno creato una bella unione, una forza importante che ha portato questi risultati, ma quello che vorrei ringraziare in modo particolare, e lo faccio da spesso, è il Presidente, perché il Presidente ha creduto, ha sostenuto e se non ci fosse stato lui e la sua famiglia credo che questa cosa sarebbe stata un pochettino vaga. Grazie, abbiamo visto baci, mister. Ne approfittiamo, grazie Vittorio, tanto siamo sempre in diretta. Benvenuto alla Torres. Benissimo, dai. Allora, Guglielmo Baci, siamo in diretta, ti abbiamo visto passare, ma mi sembra lui. Allora, intanto te lo faccio anch'io i complimenti perché l'altro giorno siamo venuti a fare qualcosina qui sul campo, non ti abbiamo trovato, avremmo aspettato chiaramente domani, ma adesso ne approfittiamo. Siamo in diretta prima di una gara importantissima per quanto riguarda il calcio femminile, però stiamo parlando adesso della Torres 1903, una soddisfazione immensa, Guglielmo. Beh sì, sicuramente è stata una bellissima cavalcata, iniziata 10 mesi fa e all'inizio nessuno ci sperava, però appena partiti abbiamo preso forza delle nostre potenzialità, siamo riusciti a continuare sempre sullo stesso piano, anzi pian piano che passava il tempo miglioravamo, per cui secondo il mio punto di vista a Natale c'è stata la famosa svolta, siamo partiti in quarta con 6 vittorie dietro fila, per cui dal 2 dicembre in poi io ero quasi certo che la squadra avesse avuto tutte le possibilità per vincere il campionato. Sei stato anche un buon profeta perché noi abbiamo riesumato quel famoso filmato che abbiamo realizzato lì al ritiro di Tergo, se ti ricordi, no? Fuori dalle righe qualcuno di noi così scherzava sulla possibile promozione, ma scherzavamo fino a un certo punto perché sapevamo dell'orgoglio intanto di questi ragazzi e soprattutto della tua formazione, nel senso che tu l'hai sempre dimostrato sul campo, parli poco e lavori molto, no? Quindi cerchi sempre di trarre il massimo da tutti i giocatori che poi ti hanno dato retta, come si suol dire in gergo. Tu hai detto dicembre, per noi pensiamo che il fatto che questi ragazzi si siano davvero così coesi, abbiano creato un gruppo forte, sia stata la chiave di volta di tutta una stagione. Nessuna stella, nessun campione, ma tutti insieme, soprattutto poi i giovani che poi sono quelli che ci hanno dato le migliori soddisfazioni, credo. Beh sì, sicuramente sì, perché abbiamo constatato tutti quanti che questa squadra ha giocato per la maglia, come si suol dire. Come è successo tante volte, giocatori importanti come Pulino, come Angeleddo non sono partiti dall'inizio, ma quando sono stati chiamati in causa hanno dato sempre il meglio di loro. Non dimentichiamoci lo stesso Carboni che è stato martoriato da problematiche muscolari, da un intervento al ginocchio, però ogni volta è stato chiamato in causa e sempre ha dato il suo apporto. Questa è stata la forza, la nostra grande forza che ci ha portato sicuramente a fare un ottimo campionato. E noi di questo ti ringraziamo, domani abbraccerai il pubblico del Vannissanna che sicuramente sarà numerosissimo a tributare il giusto applauso al vostro lavoro. Grazie ancora a Guglielmo Baci.
Vi ringrazio voi per la stima e per l'affetto che ci avete mostrato durante tutta l'annata. Grazie.